Buongiorno cari amici, fratelli e sorelle, tocca a me questa settimana accompagnarvi nella proposta di un breve sorso dalla parola della Sacra Scrittura, più precisamente del Vangelo, in questa terza settimana di Avvento. Cominciamo come sempre invocando lo Spirito. La mia invocazione è sempre quella che mi piace molto, molto breve, molto intensa. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Siamo lunedì 12 di dicembre, come ricordavo, all'inizio della terza settimana di Avvento, e nei brani evangelici di questa settimana appare sempre, eccettuato sabato prossimo, il riferimento alla figura di Giovanni il Battista, o direttamente o nelle parole di Gesù. La liturgia, in altre parole, si serve della figura di Giovanni Battista per aiutarci nell'attesa della sua venuta. Avvento vuol dire venuta, l'atteggiamento che ci è richiesto è di accogliere, di attendere questa venuta, e ci viene presentata la figura di Giovanni Battista per aiutarci a realizzare veramente questo atteggiamento. Leggiamo il brano di quest'oggi. In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà: perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù, dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Siamo al capitolo 21 del Vangelo di Matteo e in questo capitolo Matteo racconta un momento particolarmente teso, conflittuale dell'esperienza di Gesù. Le autorità religiose di Israele gli stanno addosso sia per le sue parole, con le quali aveva messo in discussione il modo di vivere l'esperienza religiosa dei suoi contemporanei, sia per le sue opere. Aveva appena scacciato i venditori dal Tempio. Ed ecco allora la domanda: con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? La reazione di queste persone mi fa venire in mente un proverbio che dice: «Quando tu indichi la luna, il cretino guarda il dito». Non si chiedono se è giusto, se è valido quello che Gesù dice o fa, ma si fermano a chiedere: hai l'autorizzazione di fare queste cose? Sei in regola con i documenti? E Gesù allora non risponde alla loro domanda, ma li controinterroga, mostrando la loro profonda ambiguità. Il battesimo di Giovanni Battista viene dal cielo o dalla terra? E dimostra che essi non vogliono compromettersi, non vogliono riconoscere la verità. Non lo sappiamo, ma lo sanno benissimo. Non vogliono riconoscerlo. Allora, dice Gesù, è perfettamente inutile che vi dica con quale autorità io faccio queste cose. Non c'è peggior sordo di chi non vuole capire, e voi siete proprio così.
l'incontro con Gesù e con la sua parola, ecco il messaggio che viene da questo brano, l'incontro con Gesù e con la sua parola può avvenire solo se ci liberiamo da quelle strategie con cui noi ci difendiamo dall'invito alla conversione che ci viene rivolto. Così hanno fatto i farisei e i capi dei giudei, si sono difesi da Gesù. E queste strategie di difesa possiamo metterle in atto in molti modi, trovando la scusa che l'invito alla conversione non è fatto bene, che chi lo fa è peggio di noi, che non serve a niente e così via. Chiediamo al Signore di liberarci da queste strategie con cui noi vogliamo evitare di metterci in cammino di conversione. Chiediamogli di aiutarci a muoverci, ad iniziare percorsi nuovi per lasciarci davvero incontrare da Lui che viene. Concludiamo questi incontri di questa settimana utilizzando le preghiere collette di questa settimana di Avvento, molto belle. Nella tua bontà, o Padre, porgi l'orecchio alla nostra preghiera e con la grazia del tuo Figlio che viene a visitarci, rischiara le tenebre del nostro cuore. Quelle tenebre con cui noi a volte vogliamo nasconderci dall'incontro con il Signore. Chiediamo anche questa mattina la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata e arrivederci a domani.